Dana è una persona straordinaria. Quello che è successo, secondo me, lei ancora non si rende conto, purtroppo. Tanto è vero che io sono appena diventato papà e mi ha detto dai un bacino alla tua bambina, dunque è una persona straordinaria. Mamma Dana Calarus è rientrata a casa roncata in mattinata dopo un pomeriggio e una nottata di attesa, angoscia e infine lo strazio più profondo, quello per la perdita del figlioletto Carlo Panizzo, 6 anni, con cui era andata a trascorrere una giornata di svago in spiaggia a Capasquali al Cavallino. La mamma in riva, il bambino che giocava vicino agli scogli, improvvisamente la donna non l'ha visto più. Le grida, i bagnanti che si sono tuffati, la catena umana, la macchina dei soccorsi. Il corpo del piccolo, scomparso in mare, è stato rinvenuto sul fondale poco prima delle 3 del mattino. La mamma, una 49enne di origini polacche, dipendente dell'azienda di ristorazione Ottavian, è stata ospitata nel vicino camping e affiancata da una psicologa. Infine il ritorno a casa. Sulla recinzione ancora i fiocchi rosa per la recente nascita della bimba del vicino, Carla, anche lei. Lei mi ha abbracciato e mi ha detto solo dai un bacino alla Carla. Io ho detto guarda Dana, per qualsiasi cosa siamo qua. E dopo è scappata di sopra. Lei è molto scossa, molto scossa. Un via vai di familiari e amici come quelli che le hanno riportato indietro la macchina dal Cavallino. Finestre e porte chiuse anche a casa del papà di Carlo, Fabio Panizzo, titolare della birreria Kaputziner Hof di Colle Umberto e del pub Bark di Barcon di Vedelago, ma in passato anche socio della pizzeria Piola di Treviso. La coppia ha un altro figlio di pochi anni più grande del fratellino, per la cui morte ora la Procura della Repubblica di Venezia dovrà decidere se aprire un fascicolo. Il caso è in mano al sostituto procuratore Federica Baccaglini, che attende la documentazione delle indagini svolte dalla Capitaneria di Porto. A quel punto deciderà se procedere con l'inchiesta e disporre eventualmente l'autopsia sul corpo del piccolo, inchiesta in cui rischierebbe a quel punto di venire iscritta nel registro degli indagati anche la mamma del bambino.